Nel teatro della storia friulana va in scena il tormento di un'epoca, splendida e contraddittoria, il Rinascimento. Luogo della rappresentazione è Valvasone. Il protagonista è un uomo, strenuo difensore dei residui privilegi del mondo feudale e tuttavia delicato poeta, sensibile ai nuovi orizzonti della cultura e dello spirito. Un racconto, il nostro, di cui molte pagine sono andate perdute e molte devono ancora essere scritte. Il castello di Valvasone, nucleo originario del feudo, era entrato in possesso degli avi di Erasmo. La conquista era seguita alla conclusione della lotta per le investiture e al regolamento di conti fra i vincitori guelfi, sostenitori del Papa, e i ghibellini, partigiani degli imperatori svevi. Il nuovo patriarca, Raimondo della Torre, interverrà nelle lotte di successione fra i nobili friulani. Dal suo intervento discende l'assegnazione di Valvasone nel 1293 ai fratelli Guarnero, Odorico e Simone di Cucagna e Partistagno, stirpe nobiliare d'origine germanica e dagli scudi ornati di un rosso leone. Simone comprerà dai fratelli l'insieme dei diritti feudali per 580 denari aquileiesi. Sua nuova insegna araldica, un lupo nero rampante. Il maniero dei Valvason, questo è il nome della nuova casata, sarà da allora indicato come il Castello del Lupo. Valvasone, allora circondata dalle acque del Tagliamento, controlla uno dei 3 guadi del fiume lungo la pianura friulana, un punto chiave dell'antica viabilità. Un anno dopo l'arrivo dei Cucagna, a Gruaro, giurisdizione dei Valvason, una lavandaia si appresta a sciacquare il sacro lino utilizzato per la messa alla chiesa di San Giusto. All'improvviso la stoffa si tinge di rosso. È sangue, sgorgato da un'ostia consacrata, rimasta fra le pieghe del sacro arredo. Si grida al miracolo. Il vescovo di Concordia reclama la reliquia. I conti si oppongono. Il contenzioso finisce a Roma. Il Tribunale Ecclesiastico Pontificio sentenzia a favore dei conti, con una vincolante condizione. Dovranno edificare una chiesa dedicata al Santissimo Corpo di Cristo, in cui custodire e far venerare la Sacra Tovaglia. Su questa promessa si fonderanno 300 anni di crescita e sviluppo del feudo di Valvasone. Erasmo concluderà l'opera. L'ultimo atto, sotto il suo governo, verrà compiuto da Pomponio Amalteo, incaricato di completare il dipinto delle portelle dell'organo già iniziato dal Pordenone e sospeso alla sua morte. L'Amalteo rappresenterà i sacrifici di Isacco e di Melchisedec e il miracolo della manna. A partire dal 1300, il terreno del borgo originario, posto a ridosso del castello, era stato ceduto pezzo su pezzo ad artigiani, commercianti ed altri artieri, borgo interno, al centro del quale sarebbe più tardi sorto il Duomo. Nella seconda metà del 400 si era completato il borgo esterno, sino alla forra che circonda il paese. Le chiese dei Serviti, il convento, l'ospitale dei santi Pietro, Paolo e Antonio Abate erano stati abbelliti dai migliori artisti, con figure di santi e storie di carattere religioso. Nel 1355 alla chiesa era stato addossato un altro edificio, adibito a ospizio per i viandanti e a ospedale per uomini e donne. All'interno del borgo erano altre 2 chiese, San Giacomo e San Giovanni, ormai perdute. Meta di processioni, infine, il tempietto in onore dei santi Giacomo e Filippo d'Arzenutto. Nel loro feudo i Valvason erano anche i signori della cultura, concepita come manifestazione verso l'esterno del prestigio del casato. Lo stesso castello è il frutto di ripetuti molteplici interventi architettonici, pittorici e di scultura. Quali custodi della Sacra Tovaglia, riposta intanto nella chiesa di Santa Maria, erano stati chiamati i Padri Serviti. Per essi si era avviata la costruzione del primo convento. Finalmente, alla fine del 400, viene onorata la solenne promessa dei conti al Papa. Si consacra il nuovo Duomo. Dopo il 1495 anche il convento diventa agibile. 3 secoli intensi, quelli che precedono Erasmo, segnati, oltre che da epidemie, terremoti e alluvioni, da guerre fra signori locali e infruttuosi assedi al castello. Profondamente scolpiti nella memoria collettiva, i 2 assalti turchi nel 400. Agli inizi del 500 scoppiano le prime ribellioni contadine. Si giunge così, nonostante le tensioni sociali, all'epoca d'oro di Valvasone, alla sua massima espansione e splendore. Erasmo nasce nel 1523. Il padre, conte Modesto, e la madre, Giulia di Colloredo, lo allevano con i criteri formativi dei feudatari medievali. Il 1545 gli muore il padre. Castello di Valvasone, territorio feudale,
sono ora nelle mani del giovane. Difficile il governo del feudo, percorso da forti contrasti popolari e arduo il rapporto con la superiore autorità di Venezia. I nobili difendono prerogative e privilegi, ma la Serenissima punta a svuotare la loro autorità. Il governo impone ad Erasmo altri obblighi, amministrativi, economici, giudiziari. Alle tensioni locali si aggiunge il carico degli impegni di Erasmo quale ambasciatore del Parlamento del Friuli. Dirimere controversie fra nobili e risolvere questioni economiche per le quali era preparato e molto sensibile. Anno impegnativo per Erasmo e per Valvasone è il 1584. Giunge al castello il visitatore apostolico Cesare de Nores, vescovo di Parenzo. Il Papa Gregorio XIII gli ha affidato il compito di fare applicare nella diocesi di Concordia gli indirizzi controriformistici elaborati dal Concilio di Trento. Il meticoloso visitatore impone la costruzione di un elegante tabernacolo eucaristico, indica gli adeguamenti da apportare ai luoghi di culto, dispone per l'arredo degli altari. Quanto alla Sacra Tovaglia, De Nores mette a verbale che fra le reliquie conservate nella parrocchiale del Santissimo Corpo di Cristo di Valvasone c'è anche quella di una particola sanguinolenta del Corpo di Cristo. Il conte si inserisce in alcuni circoli letterari in voga a Venezia, dall'Accademia della Fama a quella degli Uranici. La sua produzione lirica comincia ad essere conosciuta verso il 1560. Da quel momento altri lavori di Erasmo, inseriti come era d'uso in raccolte di vari autori, vengono divulgati e apprezzati. Per lui la poesia sembra rappresentare una sfida con se stesso. Erasmo si cimenta così nel genere epico-narrativo, con il fresco e palpitante quadro della Caccia, in cui esalta la sua grande passione per il passatempo preferito dai nobili. Passa alle traduzioni, riducendo dal latino la Tebaide di Stazio e dal greco l'Elettra di Sofocle. La ricerca filosofico-letteraria di Erasmo si esprime in modo originale anche in un'altra operetta, largamente apprezzata, Le lagrime di Maria Maddalena. Forse un caso provvidenziale ci ha portato nelle stanze dell'appartamento del Tasso nel Palazzo Ducale di Mantova. Il Tasso a Erasmo di Valvasone, al suo poema La Caccia, dedicò, come noto, un sonetto e a confermare il rilievo nel panorama tardo cinquecentesco assunto da Erasmo di Valvasone, facendo di lui, ai nostri occhi, un poeta di straordinario rilievo che attende ancora, peraltro, approfondimenti e verifiche ulteriori. Il suo pensiero e la sua poetica non raggiungono le più alte vette, ma il suo valore letterario viene infine riconosciuto. Una rivincita personale. Il conte conquista da sé nuovi meriti nel campo della cultura e in difesa della morale cristiana. Indelebile il canto di Erasmo per ricordare drammi e bellezze della sua terra. Siede la patria mia tra il monte e il mare, quasi teatro che abbia fatto l'arte, non la natura a riguardanti appare, e il tagliamento l'interseca e pare.